Trasferta molto amara per il Benetton che nel 12° turno di United Rugby Championship torna dall'Irlanda senza punti in classifica e sconfitta in uno scontro diretto per i playoff. A Galway contro il Connacht i Leoni perdono per 38-30 dopo un avvio difficile, gli avversari si portano sul 12-0, la reazione del Benetton è entusiasmante. Dal 16° al 34° per una ventina di minuti i Leoni sono padroni del campo. Per Treviso un calcio di punizione con Albornoz e 3 mete in rapida successione, con Mendy che sfrutta un affondo di Zanon e Izekor, Uren che raccoglie da Gallagher e Mendy e Zanon dopo che Uren intercetta un calcio avversario. Ancora un piazzato di Albornoz e i Leoni mettono le mani sulla partita per 27-12 il vantaggio. Nel finale di primo tempo però riparte il Connacht che accorcia prima dell'intervallo con Boyle, meta trasformata da Ioani. Si riparte con un Benetton nuovamente in difficoltà, poco aggressivo e che lascia iniziativa ai padroni di casa che segnano la quarta meta. Albornoz risponde dalla piazzola 30-26, ma mancano 20 minuti e questi sono gli ultimi punti del Benetton. Connacht ha una marcia in più, segna altre 2 mete con Bolton e a 8 minuti dalla fine con Devine, un parziale di 12-0 che toglie anche il punto di bonus difensivo ai trevigiani. Peggio di così la trasferta non poteva finire. 5 punti in classifica e Connacht si trova avanti, 0 per il Benetton che, complici gli altri risultati, scivola dal 7° al 13° posto in classifica, anche se i playoff rimangono a un solo punto. Ora nuova lunga pausa per i 6 nazioni e Benetton di nuovo in campo sabato 22 marzo a Monigo con gli scozzesi di Edimburgo.